Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuova settimana, ultima settimana di Buongiorno 131, lunedì 25 maggio, puntata 153, all'indomani della grande vittoria del Cagliari a San Siro contro il Milan, vittoria che mancava dal 1 giugno del 97 con gol di Muzzi, quando il Cagliari poi giocò lo spareggio contro il Piacenza Napoli, a me retrocessione in Serie B, però ecco un grande Cagliari ieri, quota 43, 14esimo posto in classifica, più 9 sulla terzultima, quindi diciamo una grande giornata, ha finito alla grande il campionato del Cagliari e di Pisacane. Vedo che siete già in tanti, innanzitutto vi mando i saluti da parte di Francesco che sta prendendo l'aereo, sta rientrando a Cagliari, grande trasferta. Ciao Attore, ben trovato. Ieri non ti ho visto in diretta, ma eri a Milano? Giusto per sapere, non per farmi gli affari tuoi, però ieri non ti abbiamo visto né nel pre né nel post. Ciao Pier Giorgio, quanto sto guardando qui a scuola è pieno di milanisti e ci sta. Ciao Rita, ben trovata, grande Cagliari. Snoopy, buongiorno ragazzi, grande vittoria ieri, adesso programmare bene per ripartire la prossima stagione per consolidare e migliorare. Infatti questo appunto l'auspicio per la prossima stagione. Il dramma è sostituire Palestra, ma ieri comunque il Cagliari, è vero che quando è entrato Palestra comunque si è visto ancora più movimento là davanti, però il Cagliari ieri, ricordiamo, non è partito con Palestra dalla panchina, si può assolutamente andare avanti senza Palestra. Grande giocatore, nessun dubbio, ne parleremo poi. Avremo oggi 3 ospiti, vi annuncio, avremo dalle 10:10, quindi tra circa 5 minuti avremo Andrea Frigo dell'Ansa e Bibi Velluzzi della Gazzetta dello Sport, faremo un po' un resoconto di quello che è stata appunto la stagione del Cagliari, poi dalle 10:40 più o meno avremo l'ex attaccante del Cagliari Guglielmo Coppola, anche con lui tracceremo un po' il bilancio della stagione. Fabio dice, volevo però sottolineare che quota 40 LD sì, ai Messi e anche il direttore in target ci sta. Poi solo Cagliari calcio, tifosi del Milan, queste partite mantengono l'integrità della competizione, specialmente con l'esito della sfida può influenzare altre squadre ancora in lotta per obiettivi importanti. Ci sta, il Cagliari ieri ha fatto la partita che doveva fare. Buongiorno Dani, ben trovata. Buongiorno Mario. Buongiorno anche a te Sandro. Eccoti Luke. Finalmente invertiamo una tradizione, ci voleva salvarci all'ultimo, giocare in ciabatte a salvezza acquisita. Grande orgoglio, è vero, è vero. Ciao Matthew. Bel lunedì luminosa, tinte rosso blu, ottimo. Ci vediamo stasera Matthew. Ciao Marco, ben trovato. Per la prima volta la storia del Cagliari batte a San Siro e non retrocede. È vero, l'altra volta in effetti era retrocesso, l'altra vittoria... sì, hai ragione, ci sta. Buongiorno e buon Cagliari a tutti, buongiorno a te, buongiorno Nico. Il fornino è arrivato, ci porti già avanti. Ah, ok, grande Tore. Poi Davide, direi che la conferenza di Pisacane sembra una formalità, entrambe le parti sono state chiare. Speriamo finalmente un po' di continuità. Beh, dovrebbe esserci questa continuità, tra l'altro come si ricordava già ieri sera, dopo l'anno dal ritorno in Serie A, un anno con Ranieri, un anno con Nicola, sarebbe cosa buona e giusta proseguire con Pisacane. Ciao Roby, ben trovato.
Vincenzo, grazie per il vostro ottimo lavoro, la vostra competenza durante tutto l'anno, attendo sempre con curiosità le vostre dirette e mi recupero anche in streaming. Buona estate, buon riposo e buon lavoro. Grazie mille Vincenzo, detto che non ci fermeremo, ci prendiamo giusto qualche giorno di stop, ma poi rinizierà la stagione perché ci sta. Eccolo, grande, aspetta, dov'è? Real Mariscar che ha vinto Fanta 131, Vida 131. È peccato per la Coppa, peccato per la Coppa. Forse, Carlo, è l'unica partita quest'anno dove la tua squadra non ha reso. Però ci sta, dai, complimentissimi. Buongiorno Nico, buongiorno Paolo. Ecco il bilancizio, ben trovati. Insomma, ho risposto un po' a tutti. Che dire, è stata una partita sensazionale ieri, c'è poco da fare, perché comunque non era iniziata benissimo. Dopo 2 minuti il Cagliari prende il gol su un errorino, possiamo dire, un errore di lettura sulla spizzicata da parte di Gimenez e gol di Saelemaekers, che tra l'altro non segnava da diverse settimane, forse da 2 mesi non segnava Saelemaekers, perché in una lega ce l'ho. E quindi un Cagliari che ha saputo reagire, bravo a cogliere gli errori della difesa del Milan, c'è poco da fare, 2 gol nettamente errori da parte della difesa del Milan, ma c'è da dire che il Cagliari poteva fare tanti altri gol. Mi viene da pensare su tutti l'azione di Mendy, lì l'abbiamo visto anche come si avvicinava alla porta, insomma la tensione, ma ci sta assolutamente. È un giocatore, ricordiamo, il giorno prima aveva guidato l'Under 20 nella splendida vittoria a Napoli per 3-0 che sancisce la salvezza dell'Under 20, quindi sicuramente un'ottima stagione, dai. Ci sono stati dei momenti in cui c'era anche la paura di un crollo totale da parte del Cagliari Pisacane, e ce lo ricordiamo tutti, Cagliari Lecce, Pisa Cagliari, però la vittoria di ieri possiamo dire che, non dico che ha fatto dimenticare tutto, perché dagli errori bisogna sempre imparare e ci può stare che al primo anno tanti giovani, un allenatore esordiente, vengono commessi determinati errori, però la partita di ieri, se ci pensate, è la prima vera partita dove il Cagliari era tranquillo e beato perché comunque aveva raggiunto l'obiettivo. Si è visto un Cagliari importante, si è visto un Cagliari dove ha ampiamente meritato la vittoria. Bisogna capire dove sono i meriti del Cagliari e i demeriti del Milan, ma è giusto che il Cagliari si prenda questi 3 punti e si goda questa vittoria, assolutamente. Se no stai tutti in resort con il DL, magari, ragazzi. Ciao Dani, ben trovata. Ciao Ross, buongiorno, soddisfatta della mia 186esima posizione per essere la prima, ma direi di sì, ma vedrai che il prossimo anno andrà decisamente meglio. Spero di arrivare presto Zizzo per un suo commento finale di questa stagione. Assolutamente sì, ci sarà. Allora, Mr. Morsi, buongiorno ragazzi, appena sentito la registrazione di Sumo, godo. Vedi, sarei curioso di sentirla, perché lui è come fa parte comunque della società, è il, il giornalista per eccellenza del Milan. Poteva finire anche 1-3 o 1-4, sono d'accordo, assolutamente, anche perché se ci vado a memoria, non mi risultano tante parate a parte di Caprile, forse nessuna a parte di Caprile. È stato un bel Cagliari, assolutamente. Sul discorso ho fatto uno spogliatoio. Sì, l'ho visto al volo stamattina e ci sta, aveva già fatto con la primavera, ci viene a pensare anche il famoso discorso con la primavera. Insomma, Pisacane si è meritato questa conferma, dai, adesso al di là di qualche errore che è giusto comunque non dimenticare, però ieri si può dire che anche dai commenti con alcuni colleghi, forse Milan Cagliari è stata anche la partita migliore della serata di ieri, al di là del Como che ha passeggiato a Cremona. Ricordiamo, quindi Cremonese in Serie B, si è salvato il Lecce, si è salvato Di Francesco dopo 2 retrocessioni consecutive, e ci sta comunque. Il Monza ha vinto a Catanzaro 2-0, quindi probabilmente sarà la terza squadra che salirà dalla serie B, e quindi adesso vediamo, c'è ancora il ritorno, mi pare che sia venerdì il ritorno, però vedo molto difficile che il Catanzaro possa recuperare in casa del Monza questi 2 gol.
Speriamo non smontino la squadra, certo che se avesse giocato più spesso così, comunque alla fine 43 punti, peccato con più cattiveria potevamo essere sopra Torino e Parma. Vero, verissimo, però è anche vero, se ricordi Nico, c'è stato un momento, ecco, su tutti, dopo la sconfitta di Pisa, dove certe situazioni insomma andavano abbastanza in negativo e c'era la paura comunque di poter essere assorbiti negli ultimi 3 posti, l'ultimo posto fondamentalmente, perché comunque Pisa e Verona sono sempre stati ultimi e penultimi. Diciamo che nella globalità dell'annata sono stati alti e bassi, però ciò che importa è il risultato finale ti dice 43 punti, non arrivavano i 40 punti dall'era Covid con Maranzenga in panchina, non è stato raggiunto il record di Rastelli 47 punti, però 14° posto, superata la Fiorentina, perché ho letto anche diverse pagine social, non so perché sia stato messo in mezzo i tifosi del Cagliari, però c'era appunto un commento alla fine il Cagliari che ha fatto tutta l'annata sopra di noi giustamente arriva sotto di noi, no, all'ultima giornata c'è stato il sorpasso. Poi ascolterò Crudeli, ci sta. Sun Kunku nel primo tempo, secondo tempo 0. È vero, quella Sun Kunku, però possiamo dire che è veramente poco quello che ha fatto il Milan. Assolutamente. Ciao Giancarlo, ben trovato. I demeriti del Milan iniziano e finiscono con i grandi meriti del Cagliari, ci sta. Comunque l'arbitro guida ci porta bene, vero? Verissimo. Allora, abbiamo il nostro primo ospite, lo facciamo entrare subito. Eccolo, ciao Andrea, ben trovato. Ciao Luca, scusa la voce. Ciao Luca, voce. buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando. Come stai? Bene, grazie. Insomma, dopo quella... Ieri è stata una giornata lunga, perché mi immagino che tu eri anche al Porto per l'America's Cup. Insomma, giornata lunghissima. 4 giorni lunghissimi, no? per la città di Cagliari. Ti vedo un po' approvato. Sì, per la città di Cagliari, per il grande evento dell'America's Cup a Cagliari, anche se erano soltanto delle regate preliminari, così si chiamano tecnicamente, una sorta di amichevoli, diciamo, in vista della Coppa America che si svolgerà l'anno prossimo a Napoli. È stato un grandissimo evento per la città di Cagliari e poi si è conclusa la giornata con la vittoria del Cagliari allo stadio Meazza in San Siro, come dicono i bravi telecronisti. E quindi è stato una giornata per Cagliari, per la città di Cagliari, per la squadra del Cagliari, una giornata trionfale. Perfetto, allora vediamo, aspettiamo che anche Bibi mi dia l'ok. Vediamo, dammi l'ok Bibi. Ok, facciamo entrare. Eccolo qua. Ciao Bibi. Mi senti? No, però devi attaccare il microfono. Ce l'hai spento. Attiva il microfono. Guarda un po'. Eccoci. Eccolo. Buongiorno. Guarda, Mi sentite? Mi mezzo voi due, che così sono ben protetto. Benvenuto Bibi, come stai? Non mi sente? Ciao Bibi. Sì, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, vi chiedo subito, ragazzi, un commento sulla partita di ieri e poi andiamo un po' ad analizzare anche la stagione da parte del Cagliari. Andrea, inizio da te. Sì, che non l'ha vista perché era al porto, era lì in mezzo alla gente e quindi non l'ha vista, era lì a ascoltare Piero Marras, Frigo, quindi e invece adesso vi dirà, ho visto una partita incredibile, invece era lì a cantare Piero Marras. Allora, innanzitutto con Max caro, Sirena. Innanzitutto, caro Bibi, che ti saluto con affetto, ci conosciamo soltanto da una quarantina d'anni, abbiamo iniziato praticamente assieme a fare questo mestiere. Le notizie vanno date corrette. Piero Marras, il concerto di Piero Marras era sabato sera, Esatto. non ieri.
E comunque c'ero, ero presente anche al concerto di Piero Marra, al posto. Grandissimo. Che partita ho visto? Ma una partita che non mi aspettavo, perché al di là del fatto che ormai negli ultimi anni, fortunatamente, negli ultimi anni non si vedono più quelle partite che si vedevano una volta nei finali di stagione in Serie A, con squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato e, diciamo, uso le virgolette, regalavano la partita, o comunque non mettevano la gamba, il piede, usiamo i termini che volete, contro squadre che invece o dovevano salvarsi o dovevano conquistare lo scudetto, o come ieri un piazzamento in Champions League. Il Cagliari ha fatto la sua onestissima partita, proprio in considerazione del fatto che aveva la mente sgombra, è andata a Milano a giocarsela, e non mi aspettavo però un Milan così disastroso. Poi magari del Milan parlerà meglio l'amico Bibi, anche perché poi una partita iniziata dopo 2 minuti, il Milan era già in vantaggio, giochi in casa con il pubblico dalla tua parte, sei praticamente in Champions, devi soltanto concludere la pratica, vincere questa partita contro una squadra già salva che non aveva nulla da chiedere. È stata, invece poi abbiamo assistito a una partita incredibile, il Milan è crollato, in campo c'era solo il Cagliari che ha disputato una bellissima partita e ha vinto meritatamente. Bibi, tu che eri presente ieri alla partita, ti chiedo, secondo te è stata la miglior partita del Cagliari di questa stagione? Ma una delle migliori sicuramente. Ricordo, forse l'ha citata proprio anche Fabio Pisacane, questa partita qui, ricordo una gran partita contro la Roma, che poi è l'emblema di questa Champions. È veramente una bella partita giocata dal Cagliari, cioè il Cagliari ha fatto il risultato contro la Roma e anche contro il Como, che non ha fatto giocare, ma mentre quella col Como è stata una partita di grande resilienza, di grandi doti difensive, e quella con la Roma fu una partita a livello di gioco che sicuramente entusiasmò. Ieri è stata una partita di interpretazione perfetta che nessuno avrebbe immaginato, per il clima, non per le qualità del Cagliari, che ha dimostrato di essere una squadra di livello superiore rispetto a quelle che si dovevano salvare, forte di un comparto difensivo molto adeguato, dove c'è un leader Mina che, premesso che ha fatto un errore colossale sul gol, poi Sì. non ha fatto più passare nulla, ma Rodriguez, la sorpresa Ze Pedro, Obert rivalutato ampiamente, che diventerà uomo mercato, e l'innesto di Dossena, e oltre a un super portiere, hanno fatto sì che questo reparto sicuramente sia un reparto di livello in Serie A. L'intuizione di Gaetano, che ha giocato ieri una partita magistrale, di metterlo in mediana, cosa non facile per uno che nasce comunque trequartista, metterlo, perché un conto sono i piedi, e si sono visti 2 tiri, una giocata di qualità da trequartista, cioè appunto conclusa con un suo stesso tiro, in cui praticamente si è preso gioco di Fofanare, Gaetano. Sì, grande partita, soprattutto ha stupito il secondo tempo, giocato con un'attenzione maniacale nei dettagli, nella cura, nell'applicazione, che ha portato il Cagliari a sfiorare, come diceva Andrea, più volte il 3-1. Quindi le basi per ripartire sono solide, e io credo a questo punto assolutamente, ma c'è una conferma automatica, questo l'ha più volte dichiarato Giulini, in caso di salvezza, anche se stupiscono spesso le parole di Pisacane, che anche ieri sera ha detto: io voglio stare qui se mi tengono, ma non riesco a capire che cosa ci sia insomma da tenere, perché ha un rinnovo automatico con sostanziale adeguamento, sostanzioso, chiedo scusa, adeguamento economico in caso di, appunto, di rinnovo automatico e di salvezza, e una base costruita, e
chiusa con questa perla di questa partita, che dà grandissima dignità, soprattutto, come diceva proprio Andrea prima, a questa squadra che era già salva, e in cui ogni volta senti mille discorsi da bar, prostituzione intellettuale, l'ha chiamata la settimana scorsa Marco Giampaolo. E invece vedi una squadra che appunto non ha niente da chiedere, che va a vincere, e ieri era quasi in soggezione all'uscita il Cagliari, perché si rendeva conto quasi di averla combinata grossa, ma di aver fatto in pieno il proprio dovere. Infatti nessuno è andato poi, come succede a volte, a insultarli, a fare mezze risse, perché hanno giocato una partita contro una squadra in grandissima difficoltà mentale, secondo me, proprio mentale, perché il Milan non riusciva proprio, non riusciva a venirne a capo in nessun modo. Quindi, però, complimenti e onore a questo Cagliari, che ha chiuso in maniera incredibile, che ha fatto, se non erro, 13 punti nelle ultime 7 partite, blindando la salvezza, che prima della partita con la Cremonese era veramente in Infatti, bilico. sono assolutamente d'accordo. Andre, vado da te, ti chiedo, e ora da dove si riparte? Ecco, questa è una bella domanda perché innanzitutto dobbiamo capire quali saranno gli scenari societari. Tutti sappiamo che il fondo americano, guidato dall'imprenditore Maurizio Fiori, di origine sarde, come sappiamo, anzi lui è proprio sardo, ma vive negli Stati Uniti, detiene il 49% delle azioni, quindi in questo momento il presidente Tommaso Giulini è ancora al vertice della società con le quote di maggioranza. Bisogna capire cosa succederà nei prossimi mesi, anche perché la stagione si programma adesso, se non magari sarebbe anche dovuto iniziare prima, se vogliamo, no? Esatto. Molte società sono già alla ricerca di nuovi allenatori, nuovi giocatori, eccetera, eccetera. La conferma di Pisacane, come diceva giustamente Bibi, dovrebbe essere automatica, dovrebbe essere scontata. Un allenatore esordiente al quale era stato chiesto di lanciare i giovani, di portare avanti questo progetto, scelto proprio dopo che aveva, come tutti sappiamo, fatto molto bene con la squadra primavera, e quindi non solo si è salvato senza patemi d'animo, anche perché veramente dobbiamo dirlo che il Cagliari non ha mai rischiato. Certo, poi ci siamo sempre preoccupati, i tifosi dopo una sconfitta si preoccupavano, ma il Cagliari non è mai stato in zona retrocessione in tutto il campionato, ha chiuso al 14° posto con 43 punti, uno dei risultati migliori dell'era Giulini, quindi sarebbe scontata la riconferma di Pisacane, ma i fattori appunto sono due. Uno, l'eventuale richiesta che potrebbe avere Pisacane di andare in un club più importante del Cagliari, e quindi lì decide l'allenatore. L'altra appunto la società, se è soddisfatta del lavoro di Pisacane, ma presumo di sì, o se eventualmente i nuovi proprietari del Cagliari stanno già pensando a un nome nuovo. Ecco, questo credo che lo scopriremo prestissimo. Esatto, in teoria il Prestissimo, perché terzo poi corso è il esatto, 31 maggio, quindi. siamo ormai, il campionato è finito ieri, siamo a fine maggio, a luglio già parte la nuova stagione con il ritiro, lo capiremo nelle prossime settimane. Assolutamente, assolutamente. Bibi, vado da te e ti chiedo, abbiamo parlato un po' dell'allenatore, non vale ovviamente parlare di palestra, ma presumo che il tuo giocatore top di questa stagione del Cagliari sia Gaetano, in quel nuovo ruolo scoperto da Pisacane, anche se già la Cremonese aveva fatto un po' quel ruolo, non in maniera continuativa, però Gaetano è sicuramente il giocatore che ha fatto lo step più alto in questo Cagliari rispetto alle scorso anno e mezzo, mettiamola così, da Sì, gennaio alle Panieri.
come hai detto, il giocatore che ha fatto l'indiscutibile differenza è Palestra, e su questo punto bisognerà ripartire perché Palestra non ci sarà più. Palestra e Caprile sono stati, Caprile nel girone d'andata soprattutto, e Palestra e più in generale sono stati i giocatori di maggior livello del Cagliari, non c'è dubbio. Gaetano nella seconda parte del girone di ritorno è cresciuto moltissimo, ha fornito prestazioni di spessore e oltre che lanci illuminanti si è comunque, appunto, come dicevo, anche sacrificato in mediana, nella copertura, nella recupero palla, che non è così semplice, appunto, per un giocatore abituato a essere più offensivo che difensivo. È una trasformazione notevole. È un esperimento che era stato provato all'andata, mi pare, col Bologna, e poi accantonato e poi ripreso dopo la cessione di Prati. Quindi sì, però sottolineerei alla pari una grande annata di Sebastiano Esposito. Sebastiano Esposito è il giocatore a cui il Cagliari ha dato la fiducia che l'Inter non gli ha dato, mandandolo in prestito da una parte all'altra e quindi creandogli, nel momento dell'esplosione del fratello Pio, anche un fattore psicologico non facile, perché bisogna viverle le situazioni di casa. Loro sono una famiglia forte, una famiglia molto bella, e ho avuto modo di conoscere i genitori che seguono tutti i figli con la giusta attenzione, e Sebastiano entrava in una situazione appunto non facile, perché vedersi tutti i giorni suo fratello più piccolo alla ribalta mediatica, che poi diventa quasi il salvatore del mondo offensivo e del reparto offensivo italiano, non è facile gestire quella situazione. Tant'è vero che ricordo, forse proprio a Reggio Emilia, noi c'eravamo, Luca era un po' sbottato Sebastiano, perché se non chiedete mio fratello, cioè, lasciatemi tranquillo, giustamente, perché era una situazione non facile. L'ha gestita bene, arrivando a un gol dal suo record fatto con l'Empoli l'anno scorso di 8, e quindi Sebastiano e Gaetano sì, sicuramente sono i due giocatori, oltre a Palestra e Caprile, che hanno dato molto, ma due basi solide del Cagliari per il futuro. Un futuro dove andranno fatti pochi intelligenti ritocchi. Uno è sugli occhi di tutti, la ricerca di un attaccante, di un centravanti vero, nonostante Borrelli abbia fatto molto bene in questa prima stagione da protagonista in A, un giocatore che veniva dalla sparizione del Brescia, che Angelozzi è stato bravo ad arpionare subito, e quindi Angelozzi è stato molto bravo in alcune scelte, e è stato un direttore di esperienza che veniva a sostituire un bravo direttore come Nero Bonato, che aveva fatto secondo me molto bene al Cagliari. Angelozzi è entrato bene, e con discrezione, non ha fatto il protagonista, ma lì si deve il colpo di Palestra, che è un grandissimo colpo, e si è riusciti a farlo dirottare qua. Quindi serve un attaccante, serve qualche rinforzo a centrocampo, perché Sulemana non è del Cagliari, ha delle richieste e non sarà facilissimo trattenerlo, secondo me, viste anche un po' le aspirazioni. Quindi De Iola ha i suoi anni, ma rimarrà come bandiera, è comunque un giocatore di massima affidabilità, quindi lì non è detto che parta Zappa, che ovviamente 2 mesi fa avremmo immaginato, visto lo scarso utilizzo, come un sicuro partente, ma il rapporto con Pisacane è buono. Pisacane lo ha dimostrato facendolo giocare, perché se è vero che ha escluso Chiliksoi da tutto, è vero che Zappa non ha mollato, è stato un professionista esemplare, e nelle ultime partite ha avuto il suo riconoscimento, proprio a svantaggio di Palestra, che non ci sarà, il che dimostra che probabilmente Zappa, che ha un contratto col Cagliari, si è sposato a Cagliari, è diventato papà, potrebbe essere un giocatore che
che rimane, quindi a meno che non arrivi un'offerta grossissima o il suo procuratore Riso lo voglia spostare a tutti i costi, credo che anche Zappa possa essere un elemento che può restare. Quindi, ripeto, le basi ci sono e sono quelle su cui nei suoi discorsi pre e post partita appoggia Pisacane, che ovviamente ha il pallino in mano adesso, mentre prima era un debuttante che doveva, uso un termine forte, insomma, un po' prestarsi a tutto, perché quando ti viene data un'occasione del genere, lui più volte, devo dire, lo ha ribadito, cioè con umiltà, dice io non sono nessuno, sono l'ultimo arrivato qua, e si è adattato a far giocare Trepì, Mendy, a fare scelte anche delicate, come la cessione di Luperto, che è stata traumatica nei primi tempi, però allo stesso tempo, dopo che ha avuto delle valorizzazioni, perché comunque gli si deve, visto il Borrelli di ieri, gli si deve anche Borrelli, ma Idrissi, che ha lanciato un uomo completamente suo, visto che l'ha portato in primavera, dalla primavera. È chiaro che Pisacane a questo punto giustamente deve contare nella costruzione del Cagliari che verrà, e come diceva Andrea, un Cagliari che è tutto da decifrare nella gestione societaria, amministrativa, economica, perché bisogna capire cosa sarà di Giulini, che però io credo almeno per un altro anno possa garantire la sua esperienza di 12 anni alla guida di un club importante. Perfetto. Andrea, invece a te chiedo, perché come ogni diretta che deve essere omologata, non si può non parlare della questione di Kilixoi, perché comunque è un giocatore che ha diviso la piazza. Pisacane è stato abbastanza chiaro nella conferenza pre-Cagliari-Milan. Qual è la tua sensazione? Secondo te c'è qualche possibilità di rinnovo, di riscatto? Ovviamente non a quel prezzo, non a 12 milioni. Qual è un po' la tua sensazione? Ma io credo, sicuramente non sono l'unico a pensarla così, che l'avventura di Kilixoi si sia già conclusa, l'avventura con la maglia rosso-blu. Come tutti sappiamo era in prestito dal Besiktas a una Salutiamo quota. Enrico Gaviano che è venuto a trovarci. Ciao Enrico. Enrico Gaviano, il caro collega della Nuova Sardegna. Dicevo, una quota fissata, se non sbaglio, a 12 milioni di euro, che poteva anche essere giustamente una quota alla portata del Cagliari, considerato il valore del giocatore, quando lo abbiamo visto giocare titolare e fare quei bellissimi gol a Torino, contro il Torino, col Verona, eccetera, eccetera, e tutti abbiamo pensato, abbiamo trovato un fenomeno, il Cagliari lo riscatterà tranquillamente a 12 milioni di euro. L'aveva detto anche Angelozzi in conferenza, certo, se ricordi, tutti abbiamo detto, se questo è Kilixoi, ne vale molti di più di 12 milioni. Poi cosa sia successo è difficile capirlo, nel senso che abbiamo le dichiarazioni di Pisacane, non abbiamo avuto le dichiarazioni della società in queste ultime settimane, per capire per quale motivo il giocatore turco non sia più entrato in campo, non ha fatto più neanche un minuto. Se ci pensate, Pisacane ha parlato un po' di un comportamento, no? Ha fatto capire, spero che il ragazzo non si butti via, eccetera, eccetera. Probabilmente non si allenava, possiamo usare il condizionale, nel senso che noi giornalisti non siamo dentro lo spogliatoio e non siamo neanche a bordo campo, purtroppo, a vedere gli allenamenti come capitava un tempo. Ci sono tante voci su Kilixoi, no? Che non sia mai riuscito a integrarsi a Cagliari, non ha imparato mai la lingua, non rispetti l'alimentazione, no? Ogni società ha dei professionisti in tutti i settori, no? Quindi anche dal punto di vista dell'alimentazione ci sono dei professionisti che ti dicono cosa devi mangiare, e a seconda del tuo peso corporeo, del tuo organismo, ogni giocatore viene seguito personalmente, e quindi c'è anche e lo abbiamo visto anche quando entrava in campo, che era un po' sovrappeso. Però tutto questo, consentimi Luca, mi fa dubitare, perché voglio dire, nel passato abbiamo avuto tanti esempi di giocatori
che magari erano un po' sovrappeso, che facevano tardi la sera, si sapeva, si chiudeva un occhio. Se poi rendi in campo, faccio un esempio per tutti, il nostro caro Raja Nainggolan, che è stato uno dei giocatori più forti che abbiamo visto a Cagliari, e tutti sapevamo che aveva una vita fuori dal campo non tanto da atleta, non tanto da professionista, non sto dicendo niente di grave, lo sappiamo tutti, lui stesso lo diceva, no? E ammetteva di farsi qualche birretta la sera, ma poi voglio dire, domani in campo era il più forte. Mi sembra strano che Kilixoi non abbia più giocato per questo, per un comportamento non da atleta, o non saprei cosa dire, nel senso che comunque Pisacane a un certo punto della stagione lo ha fatto fuori, cioè non ha più giocato, adducendo motivazioni tecniche. Ecco, lui ha parlato proprio così. Poi noi non sappiamo se magari è stata la società a dire non lo vogliamo più riscattare, non farlo più giocare, e di questi casi abbiamo dei precedenti, no? Non solo nel Cagliari, in tutte le società. Quando una società non vuole più puntare su un giocatore che è in prestito, non lo fa più giocare neanche un minuto. È vero, è vero. Bibi, la tua su Kilixoi, qual è la tua idea? Ma che Andrea ha fatto riferimento appunto alle voci cagliaritane, che sono sempre molto divertenti, come era tutte le sere, tutti i giorni a Palazzo Doglio a mangiare hamburger e patatine. È la cosa più divertente che ho sentito, se le hamburger e le patatine di Kilixoi a Palazzo Doglio mi ha divertito moltissimo. Ma no, al netto di questo, sì, io credo che a un certo punto si sia creata proprio nell'ambiente Cagliari la seria idea di non volerlo riscattare, e qualcosa è successa, perché quando succedono queste cose o c'è una grossa mancanza di rispetto da parte del giocatore al tecnico. Io questa cosa per esempio le ho vissute a Udine molto fortemente su Alexis Sanchez, che è giocatore di ben altro spessore rispetto alla promessa Kilixoi. Alexis Sanchez è un campione consacrato che ha fatto veramente cose enormi nel calcio inglese, nel calcio spagnolo, nel calcio italiano, e semplicemente a Udine, dove sono innamorati di Sanchez, che ha una casa, ha creato un'azienda vinicola e tutto, tutti erano impazziti per questa storia, però la realtà vera è che Sanchez aveva mancato di rispetto all'allenatore, e l'allenatore tedesco forte ha detto me ne privo. Stessa cosa è successa invece con un talentino giovane che ha le sembianze di Kilixoi, che è Iker Bravo, che poi guarda caso l'Udinese a gennaio ha mandato in prestito e non si è confermato neanche nel prestito. Quindi il problema, io credo che ci sia un mix tra appunto non più voglia di riscattarlo, perché il Cagliari fiuta sempre un affare tipo Piccoli, che io credo rimanga unico, cioè non è facile un affare di quel tipo. Piccoli ha fatto una stagione in doppia cifra ed è stato venduto a 25-27 milioni. Penso che il Cagliari volesse fare creare una situazione simile, riscattando Kilixoi e poi vendendolo ancora molto di più. Ha capito che questa cosa probabilmente non è fattibile, cioè è un piccoli bis, non è fattibile, ha un po' mollato la presa, e probabilmente il ragazzo è venuto meno a quelle che sono le regole di un gruppo, e per cui si è creata questa situazione qui. Lo stesso che Foloruncio è stato fatto andare via prima, di fatto, prima dell'ultima partita, però Foloruncio il suo comunque aveva fatto con un buon finale, non ha dato quello che il Cagliari si aspettava, e quindi non ci sarà un riscatto che è alto. È un altro giocatore che ha cambiato maglia negli ultimi anni sempre, e quindi non credo si verifichino le condizioni perché Foloruncio possa restare, proprio perché anche lui però non si è arrivati a livello di Kilixoi. Cioè Pisacane Foloruncio l'ha sempre schierato titolare, tranne concedergli questa escape prima della fine. È andato via, insomma. Non è stato convocato, non ha partecipato all'ultima meravigliosa trasferta. Quindi sì, che aveva mostrato un potenziale enorme. Montella è arrivato a Cagliari convocandolo addirittura nella nazionale maggiore, lui che è un under 21, e quindi ci sono tutte le premesse, tutte le aspettative perché questo ragazzo possa diventare un perno della nazionale turca, del calcio turco. Evidentemente qualcosa si è rotto,
e sono d'accordo con Andrea, non credo che lo rivedremo più a Cagliari, assolutamente, mentre spero che rivedremo, so che anche Gaviano era presente, un concerto di Piero Marras, altro prima. L'ha fatta Merimanna Merimia, Andrea, ecco, tu che eri presente sabato, uno dei cavalli di battaglia di Piero. Non lo so, non l'ho seguito tutto, sinceramente. Stavo anche lavorando, quindi. Grande. Perfetto. Luca, io chiedo scusa, ma vi lascio. devo lasciare, Sì, perché infatti vi sto ho un salutando. impegno. 40, Grazie, assolutamente. Scusami. Grazie davvero per essere stati con noi in questo lunedì mattina post Milan Cagliari. Avremo modo di sentirci durante l'estate, perché questa settimana si chiude Buongiorno 131 versione inverno, ma poi nella versione estiva avremo piacere a ospitarvi. Grazie davvero, grazie a Andrea Frigo, direttore dell'Ansa, e grazie a Bibi Velluzzi della Gazzetta dello Sport. Grazie ragazzi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te Luca. Grazie a tutti, speriamo, buona estate, ma speriamo di ripartire presto d'estate, di risentirci, perché come ha accennato Andrea sarà un giugno bello caldo, perché bello bisogna caldo, capire cosa succederà a livello societario. Dello stadio. Esatto, e poi c'è la questione dello stadio. Esatto. Giugno era una scadenza importante anche per l'iter dello stadio. Assolutamente. Grazie ragazzi, buon lavoro, buona giornata. Ciao ciao. Ciao ciao. E grazie mille a Bibi Velluzzi e Andrea Frigo. Adesso ci portiamo col terzo ospite. Lo facciamo entrare. Eccolo qua, grande. Ciao Gugli, come stai? Ciao Luca, bene. Grandissimo. Bene, Guglielmo Coppola, abbastanza. insomma. Grazie mille per averci dato il nostro invito, Guglielmo. Ti vedo in giardino, bella giornata. Alla grande. Sì. Grande. Si sta bene. Si sta assolutamente bene. Ieri sei riuscito a vedere Milan Cagliari? No. Non sei riuscito a vederla, però hai visto il risultato. Non so. Ho visto il risultato, sì. Ho sentito alcuni commenti anche poi, perciò sì. Bene, sono contento. E questo è il calcio che secondo me, deve portare avanti, perché queste squadre presunte piccole come il Cagliari, come quelle che sono retrocesse, hanno tutti giocato a calcio, non erano i miei tempi, quando anche il pareggio stava bene, capito? C'erano i due punti, ecco, capito un po'. E invece con la vittoria, secondo me, ora bisogna andare a giocare. E poi giocarsi la partita, ecco, poi dopo c'è anche le squadre più forti, per carità, però proporre calcio, secondo me ora in questo momento questo calcio dice questo, poi dopo sai. Ci sta assolutamente. È stata un'annata, Guglielmo, tra alti e bassi. Sì. Abbiamo avuto anche modo, l'ultima volta che sei venuto qua in diretta, Buongiorno 131, insomma, non è stata un'annata tutta rose e fiori, anzi, c'è stato un momento in cui mi viene a pensare la sconfitta dopo Pisa, dove c'era un po' di paura, ma il Cagliari con quelle 3 vittorie di gennaio, e tu lo sai che hai giocato, quindi sai benissimo quanto sia importante la mente di un giocatore, il Cagliari pensava probabilmente di essere già salvo, e da lì ci sono stati 2 mesi e mezzo di buio, perché comunque non arrivava la vittoria, arrivavano sconfitte pesanti, la sconfitta di Genova col Genoa 3-0, la sconfitta in casa con il Lecce 2-0 e poi quella sconfitta del Pisa. Ricordiamo, il Pisa ha 2 vittorie quest'anno, contro la Cremonese a novembre e contro il Cagliari a inizio aprile o fine marzo comunque. E quindi c'è stato un po' un problema da questo punto di vista, però ha reagito alla grande, direi. Luca, però c'è anche un discorso, cioè queste cose bisogna metterle anche in conto. Una squadra giovane, una squadra molto giovane, anche se c'è qualche senatore, ci sono 2 o 3 senatori, ma è una squadra prettamente giovane. Un allenatore giovane, di conseguenza uno bisogna mettere in preventivo queste cose. L'importante è che lui sia riuscito, e quello che magari voi giornalisti
la città, il popolo e tutto il resto si deve compattare vicino a queste squadre, ma noi con questa squadra, io parlo in generale, cioè ci deve essere proprio l'ambiente giusto, compatto, senza critiche, cioè le critiche ma costruttive, non vessatorie proprio per dire, per spregiare un qualcosa, cioè ci deve essere una miscela importante, e Cagliari potrebbe essere un'isola felice, perché Cagliari è un'isola felice in questo senso, perché c'è un pubblico straordinario e di conseguenza secondo me questo deve aiutare questa squadra, perché questa squadra non è che tu possa pretendere chissà che cosa. Cioè, per me Luca ha fatto un campionato importante, ha giocato anche bene. Io non trovo, sì, ci sono state alcune partite, ma questo, cioè il Milan cosa deve dire allora, Luca? Il Milan cosa deve dire? O se no anche altre squadre. Il Como che si è ritrovato in Champions così, cioè ha fatto un percorso, è andata dritta per i suoi binari, e a quanto pare poi l'hanno premiata. Beh, ci sono state anche le circostanze che la Juventus, cioè tu mi parli del Cagliari, ma non tu come persona, te giornalista, cioè mi parlate del Cagliari e poi andiamo a vedere le grandi squadre che hanno buttato via 50, 60, 70 milioni di euro. Cioè, stiamo scherzando. Perciò io la vedrei un attimimino col bicchiere mezzo pieno. Non lo so, che ti devo dire? Secondo il mio... Sì, ci sta, anche perché se parliamo di dati, Gugli, il discorso del Cagliari non è mai stato nelle ultime 3 posizioni, ok? E già questo è un dato di fatto. È arrivato a 43 punti, non arrivava a superare i 40 punti dall'era Covid, Maranzenga, non è riuscito a superare il record di Rastelli della Giulini con 47 punti, un allenatore che era debuttante in Serie A, perché comunque non è così scontato, tu lo sai bene, insomma, tanti giovani che comunque sono stati lanciati. L'obiettivo è stato preso Pisacane per volontà del presidente Giulini, per valorizzazione giovani, per dare comunque una possibilità a un allenatore che aveva fatto comunque bene con la Primavera vincendo la Coppa Italia di categoria. È ovvio, Gugli, tu conosci bene anche la piazza di Cagliari, ma in generale tutte le piazze d'Italia, perché la contestazione la trovi a Napoli, la trovi per l'Inter, la trovi per la Juve, la trovi per il Milan, la trovi forse a Sassuolo, anche se quest'anno qualcosa è successo anche a Sassuolo. Per ovvio che il tifoso, Guglielmo, vuole sempre qualcosa di più. L'aspirazione è quella comunque di non salvarsi sempre all'ultima giornata, ma magari avere quello step in più. È ovvio che il tifoso sogna, Guglielmo, su questo non ci sono dubbi, però come giustamente hai detto tu, quest'anno c'erano molti punti interrogativi per il Cagliari, direi tutti però ampiamente superati. Certo, però anche questo che stai dicendo, ci vuole anche un percorso di certi allenatori. Tu non puoi cambiare l'allenatore ogni anno, cioè ci deve essere una visione, no? Ora il canale è questo, no? Hai visto che questo ragazzo ha fatto bene. Cosa si fa? Io ho già sentito che potrebbe andare via, cioè io sento delle cose che non stanno né in cielo né in terra, cioè si ricomincia un'altra volta. Anche questo è un problema, Ora non fa parte dei Pisacane perché è giovane, però anche quello che è successo a Roma con Gasperini, no? Che uno vuole un potere su giocatori che può scegliere, cioè io non lo vedo sbagliato questa cosa qui. Cioè io mi devo prendere delle responsabilità, ma fammi prendere dei giocatori che a me fanno il gioco che dico io. Non è che te società mi metti a disposizione un tot di giocatori e poi tu alleni.
non è così. Purtroppo ai miei tempi succedeva così, succede ancora tuttora a certi personaggi che non hanno il carisma, per carità, del mister di Gasperini, di Conte e tutto il resto. Però è anche l'ora di cambiare un qualcosa, di anche delle società, di un allenatore, se ci credi, di portarlo avanti, non 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi, poi mandarlo via perché non funziona. Se ci credi realmente, porta avanti un certo tipo di discorso. Tu poi adesso lui ha creato una situazione bella, importante, ha compattato questo gruppo. Perché non farlo continuare? Domanda. Perché? Non lo so. Questo Cioè, è vero, è vero. il brutto dell'Italia è anche questo. Io ti parlo di questi momenti, non dei passati, degli anni passati nostri e via dicendo. Ora il campo e ora il calcio è cambiato e di conseguenza devi dare anche delle certezze di una programmazione, di un lavoro. E questo ha preso, secondo me, il Cagliari sta prendendo e ha preso una buona strada. Poi dopo, Luca, tu lo sai che ci vuole poco a cambiare. Non è il caso del Cagliari, non è il caso del Cagliari, per carità, però magari anche i tifosi creano un attimino agitazioni per le società e fanno fare degli errori ai presidenti non tanto col carattere forte, ecco. Non voglio dire Lotito, però non voglio dire Lotito, però a Roma è successa una cosa scandalosa, cioè nel senso, cioè la proprietà ha scelto l'allenatore. Non so se è giusto o sbagliato, ma ha mandato via un personaggio che ha dato il cuore, l'anima. Ora poi a me mi tocchi nel vivo del mister e mi arrabbio. Però è successo questo, è successo questa cosa qui. Poi ho sentito anche Prandelli che quando parlano certi personaggi bisogna starli a ascoltare, perché non dicono sciocchezze, no, non dicono sciocchezze. Lui ha detto anche questo, è l'ora di dare un po' di dare responsabilità all'allenatore, però creandogli vicino un direttore sportivo che ha le sue idee, cioè fare un lavoro collettivo. E questo secondo me è importante, no? Che uno prende il direttore sportivo, prende questo giocatore all'insaputa dell'allenatore, oppure gli dice ci sono 3 giocatori, questo non lo posso prendere, questo è così e questo è pomì, che magari lui non li vuole neanche questi giocatori e si crea confusione. Secondo me bisognerebbe andare su questo filone qua, ecco, diciamo. Poi mi posso anche sbagliare. No, ma ci sta. Detto che ieri comunque Pisacane nel post gara ha dato disponibilità per rimanere al Cagliari, lui ha dato la palla alla società, ma già Giulini qualche settimana fa aveva dato comunque conferma del fatto, vabbè, ci mancherebbe che non venisse confermato Pisacane, visto che comunque la salvezza è acquisita. Quindi l'idea è quella comunque di continuare, di proseguire con Pisacane, anche perché, ricordiamo, è stata una scelta assoluta da parte del presidente Giulini, che ha voluto assolutamente Pisacane in panchina, sia per una questione personale, perché comunque vedeva la bravura, la potenzialità di questo allenatore. Io ricordo ancora la conferenza di presentazione appunto di Pisacane, quando parlò Giulini, e mi ricordo queste parole: io non voglio avere il rimpianto di vedere poi Pisacane in un'altra squadra. Io mi sento che Pisacane ora sia pronto per la Serie A, non chiaramente come qualsiasi cosa inizi da zero ci saranno delle difficoltà, ci sono state ovviamente delle difficoltà, però alla fine tu tracci la linea, il campionato è finito, tu hai fatto 43 punti più 9 rispetto alla terzultima, mai stato nelle ultime 3 posizioni, valorizzazione giovani, questo è il risultato, questi sono dati.
non sono soggettivi, Giusto. sono dati oggettivi. Oggettivi, giusto, esatto. giusto, però bisognerebbe capire anche, io ho sentito anche dei rumor, cioè la Sì, società ci è sono i rumor. ci sono appunto, capito? Poi il presidente sarà sempre il presidente Giulini? E infatti Domanda. questo è quello che stavamo parlando anche prima con Bibi Velluzzi e Andrea Frigo. Non vi ho sentito, Ci sarà a Sì, breve sì. comunque il potenziale passaggio, la terza chiusura, la data era il 31 maggio, capire un po' Sì. quale potrebbe essere la situazione, ma da quel che più o meno rumors, parlo sempre di rumors, Sì. dovrebbe rimanere ancora Giulini un altro anno nonostante la proprietà, quindi le quote di maggioranza passeranno comunque al fondo americano. Quindi un anno di passaggio, un po' quello che è successo magari anche all'Atalanta, dove comunque per casi sono rimasti, però la proprietà è americana. È un passaggio, anche perché visto quello che ha fatto il Cagliari, visto la stagione che ha fatto, bisogna necessariamente ripartire da questa stagione tenendo più giocatori, più struttura possibile, perché altrimenti, come hai detto bene tu, ogni anno bisogna riniziare. Un anno Ranieri, ok, poi Nicola, ok, poi Pisacane. Se riesce ad avere anche questa continuità, perché non tutto nasce a caso, non è tutto casuale, non puoi in un anno creare quello che devi creare, ci vuole continuità. Io penso che dopo questa stagione, ripeto, al di là di alti e bassi, perché nessuno dimentica, ma gli errori sono fisiologici. Chi è che non ha mai... Quanti gol hai sbagliato davanti al portiere, Gugli, nella tua carriera? Ragazzi, a voglia te. Ho sbagliato un rigore a Catania, non so, ancora tutt'oggi io me lo ricordo. Però cos'è successo? Che ho sbagliato un rigore proprio che non stava né in cielo né in terra, però dopo sai che mi sono vendicato al ritorno che io ho fatto 2 gol contro il Catania. Ecco, dopo mi sono vendicato perché è rimasta, per dirti, no ragazzi, perché certe cose non si dimenticano, ma tranquillo, ci si rimane male, comunque. No, sono d'accordo così, io spero anche nello stadio, ora non so le altre, non so come sta andando avanti, anche lo stadio secondo me è importante. Ci sono tante cose da verificare. Speriamo che ancora rimanga, come stai dicendo te, un altro anno il presidente per dare una continuità e niente, cercare di andare perché qualcuno andrà via. Sbaglio? Qualcuno andrà via di giocatori e io spero bisogna vedere anche quali saranno le offerte. Ecco, l'idea è quella che di fronte ovviamente a certe offerte irrinunciabili, viene a pensare, uno su tutti può essere Caprile, che comunque è un portiere che ha dimostrato di essere di valore, che poi non è detto, attenzione Guglielmo, bisogna sempre vedere quale sia l'offerta, quale sia anche quello che vorranno dire i nuovi proprietari, perché di questo non si sa ancora niente, quindi per ora si sta navigando al buio, perché può succedere che dicano che noi mettiamo un tot per il mercato, teniamo i giocatori validi e da lì poi si fa quello step successivo, oppure sarà necessario vendere qualche giocatore importante per poter rinforzare la squadra in altri reparti, perché Guglielmo, inutile che ci giriamo attorno, questo Cagliari ha sicuramente bisogno di un bomber, di un giocatore che la metta dentro. Sì, no, vabbè, io volevo arrivarci piano piano, cioè l'ossatura ce l'ha il portiere che è bravo, ce l'hai lì in mezzo al campo che si sono comportati discretamente abbastanza bene e manca lì davanti manca qualcosa, se c'hai già questa ossatura già sarebbe importante, però cioè, io posso vendere anche, però devo essere bravo anche a comprare, Certo, io devo essere anche bravo a scegliere un attimino l'individuo giusto, quello che fa per me, capito? E qui la difficoltà del Cagliari. Poi Balestra andrà via, no? Sì. Lui era prestito secco. Ecco, cioè lui lo devi coprire in qualche maniera. Ora
trovare uno come lui non è che sia una cosa molto semplice, no, anche se lui ha giocato e ha fatto vedere che anche senza balestra, cioè la squadra, e questo ti fa capire che l'indirizzo è giusto, capito? Con o senza, che per carità ti dà un click in più, sai, questo giocatore sulla fascia che va giù, la crossa, la mette, cioè fa tanto, però non essendoci lui la squadra ha fatto bene lo stesso, perché c'ha un concetto ben preciso, cioè c'ha una logica, c'ha un gioco ben preciso che ha sviluppato a tratti, ha sviluppato, però questo ci sta con lungo andare, magari con un altro anno, perché non magari alzare un attimino l'asticella, quello che poi giustamente, come dici te, chiede il pubblico, cioè andare per giocare non da questa parte della classifica, o al limite sì da questa parte, ma su in cima, esatto. ma su in cima, e sono tutte cose queste un attimino che giustamente, come dici te, staremo a vedere anche che con la nuova proprietà quello che potrà proporre, oppure, anche se mi scoccia dirlo, però questi fanno solo business, sono tante società, non voglio dire soltanto del Cagliari, e queste società straniere vogliono fare business, perciò noi parliamo, te parli da tifoso, io parlo da ex giocatore e da tifoso, a noi non ci sentono neanche, loro guardano il loro sbaglio, loro guardano il loro business, purtroppo. Guarda, è quello c'è che è successo tanta... anche. Sì, la verità, Gugli, è che in generale Sì. i fondi lo vediamo Sì. col Milan, lo vediamo anche con i presidenti Volevo della dire, Roma, ok, anche i presidenti della Roma, che comunque i soliti che investono non sono mai presenti, però qui c'è tanta curiosità per capire effettivamente quale sarà la portata della nuova società, anche perché sarà un'estate molto calda, Guglielmo, nel senso che hai detto bene, c'è il discorso stadio, discorso proprietà, discorso continuità per una nuova stagione in Serie A. La base è stata raggiunta, nel senso che la base era mantenere la categoria. Mi pare su questo non ci sia alcun dubbio. Sul resto siamo tutti in attesa di capire, quando ci sarà la conferenza stampa, di capire quale sarà l'obiettivo, l'indirizzo del Cagliari. La speranza, Gulli, come hai detto giustamente bene tu, è che ci sia continuità, perché ciò che è importante per costruire un progetto deve avere una continuità, non si può, c'è un conto è l'instant team Como, ok, però lì ci sono altre dinamiche, altri soldi, altre situazioni. Il Como sino a 6 anni fa era in Serie D, ok, quindi ci sono state varie situazioni, ma è un unicum, il discorso Como è un unicum. In generale ciò che si chiede, visto anche quello che rappresenta il Cagliari in Sardegna, trovare quella continuità. Poi ci sarà chi sarà contento, chi non sarà contento, tu sai benissimo, i tifosi si dividono, è come giusto che sia, è come giusto che sia. Sì, certo. Però quello che io spero e credo che quando uno bussa alla porta, che qualcuno è venuto lì a bussare alla porta del presidente, questo presidente, parlando proprio terra a terra, come dico io, gli ha chiesto: voi cosa volete? Sono a Cagliari è un popolo, Cagliari è questo, la Sardegna è questo, qui ci sono determinate persone, noi ci comportiamo in questa maniera, cioè ci avrà parlato il presidente giustamente, e io, se lui si è posto in questa maniera, sicuramente ci avrà parlato. Io la mia intenzione è di fare questo e quest'altro. Io spero che quando ci hanno parlato, che quando ha parlato con questa società,
che io non so, che cos'è, americana per caso? È americana, mi Sì, sembra. ma c'è comunque un Sì. sardo comunque che Un ha sardo, lavorato da anni, sì, sì. Quindi sa benissimo, eh, ok, Maurizio sa Fieri comunque è benissimo, sardo di ecco, questo che Carbonia, quindi volevo dire, io, cioè quando uno mette un socio in società dovrebbe capire quello che vuol fare e quello che non vuol quella fare. che è la storia Ecco, del club, certo, certo, assolutamente. che la storia del club e tutto il resto, non è che viene uno, vabbè, che ora non parlo di Milano, che Milano secondo me fanno delle cose che non stanno né in cielo né in terra, però la Sardegna un attimino va tutelata in questo senso, di conseguenza va tutelata. E io credo se il presidente ha fatto questa cosa, sicuramente avrà avuto i suoi giusti perché e i giusti un attimino, come si dice, Giuste assicurazioni, motivazioni, via. certo, certo, Motivazioni e assicurazioni per il futuro, ecco. assolutamente. Gugli, nel salutarti Perfetto. ti leggo già un Sì, messaggio, vari messaggi, c'è Guglielmo, Bombervero, ero in Curva Nord quando ha fatto la magia vicino alla bandierina, insomma, quelle non se la dimentica nessuno, Gugli, assolutamente. perfetto, sì. Ce n'erano, Grazie. allora, Sì, ce sì, n'erano sì. anche vari, allora, dov'era? Perché li ho lasciati, ecco, grande Coppola, ricordi d'infanzia, che attaccante ragazzi e grande Guglielmo. Insomma, nessuno qui ti dimentica e ci vorrebbe comunque un giocatore come te, insomma, che vede la porta, che sente la porta, però c'è un giocatore, Mendy, che comunque è cresciuto bene in questa stagione. Ieri è vero, ha sbagliato un gol clamoroso, ma si è visto, fatela a guardare se non l'hai vista, si è visto anche Sì, mentre vado a guardare. si è visto mentre si avvicinava alla porta che aveva la paura e tu te ne rendi conto quando arrivi tu per tu col portiere, quasi temi, infatti ha tirato da fuori area, poteva fare altre scelte per un 2007, quindi ci può stare, c'è tanto tempo per crescere, Gugli. Beata Di che gioventù, direbbe parliamo? qualcuno. No, no, di che parliamo? Però sicuramente il prossimo anno questo non lo sbaglia. Questo sicuro non lo sbaglia il prossimo anno, se si ritrova in quelle condizioni. Però bisogna dargli un supporto, cioè è rischioso partire con lui e via e No, basta. certo, no, Bisogna no, un anche perché attimino. lo carichi anche di una bis- responsabilità che giustamente non puoi seguire al 100%, ma su questo mi pare che Pisacane sia il re da questo punto di sì, vista, è bravissimo nella gestione dei giovani, l'ha voluto, l'ha portato, l'ha coccolato, quindi certo. assolutamente sarà una bella estate, Guglielmo, un'estate calda, speriamo con notizie Sì. positive e pronti per una nuova stagione. Io ti ringrazio, Gulli, grazie davvero Prego, per questa chiacchierata che ci fa sempre bene sentirti. Poi noi ci sentiamo ovviamente in privato. Ti auguro perfetto. ogni bene, va bene? Per- Stammi Grazie bene, anche a Gulli. voi, anche a voi. Grazie Ciao, mille, buona ciao, giornata. Ciao, ciao Gulli. Luca, ciao Ciao, anche a voi. ciao, 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 ciao. grazie, ciao, ciao. E ringraziamo tanto Guglielmo Coppola, ex attaccante del Cagliari, insomma, non ce lo dimentichiamo. È vero che ci sono stati vari commenti anche a questo punto di vista. Siamo arrivati alla fine. Domani nuovo appuntamento con Buongiorno 131, sono le ultime giornate, l'ultima settimana, quindi mi raccomando seguiteci fino alla fine, poi ovviamente non ci fermeremo, dovremo un po' ragionare da un certo punto di vista sul discorso estivo, ma sapete benissimo che 131 è sempre sul pezzo, quindi vi terremo sempre comunque aggiornati e vi faremo sempre comunque compagnia. Va bene? Grazie davvero ragazzi, buona giornata, buon lunedì, vi aspetto stasera alle 18:15, ci sarà l'ultima puntata di Cagliari Social Arena, avremo diversi ospiti, si parlerà un po' di quello che è stata la stagione del Cagliari, un po' meno legati ai cartelli, un po' più da dibattito, quindi mi aspetto anche la presenza da parte vostra con i commenti in modo che possano essere anche funzionino anche da dibattito. Grazie ancora a tutti, ci vediamo, ripeto, stasera alle 18:15 con Cagliari Social Arena e domani mattina regolarmente ritornerà ovviamente anche il direttore Francesco Aresu che ora è in aereo, quindi lo salutiamo e vi saluta, continuo a ribadirlo, vi saluta perché mi ha detto saluta tanto la chat e ci vediamo stasera per chi vuole Cagliari Social Arena e domani regolarmente con Buongiorno 131 dalle 10. Buona giornata e buon lunedì. Ciao a tutti e sigla.
La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.